La replica del Seneto non ha lasciato scampo alla capolista Don Carlo Misilmeri. Olimpica Cregas in forma smagliante ha rifilato 4 reti alla difesa meno battuta del torneo e si candida a testa alta ai prossimi playoff promozione. La gara è stata a senso unico per i ragazzi di Giovanni Falsone, che ha espresso maggiore tecnica e tenuta fisica. Lo dimostra anche la qualità dei gol realizzati. La compagine di Giovanni Falsone, autentico stratega di questo match, ha replicato all'Ezzeneto mostrando i muscoli ed una intelaiatura di gioco che ha annichilito gli avversari andati in rete nel momento in cui è rimasta in inferiorità numerica. A sbloccare il risultato ci ha pensato Michele Settecase con un calcio di punizione dai 30 metri e che si è infilato nel 7 alla destra del portiere palermitano. Al 44esimo un volo ad angelo del bomber Sant'Algio di testa che seguiamo nelle immagini consente di raddoppiare. Nel secondo tempo, al 48esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di testa triplica Musa, sicuramente tra i migliori oggi visti in campo. La quarta rete non tarda ad arrivare e 5 minuti più tardi un'azione veloce di Cimino si concretizza con un tiro angolatissimo. Poi arriva per doppio giallo l'espulsione di Settecase. I nervi sono a fior di pelle ed il Don Bosco Partinico accorcia prima con Corso e poi con Vitale. E domenica arriva il Monreale. Non ci saranno Settecase e Cimino, entrambi appiedati dal giudice sportivo.